Amis, un mandi, puntate particolari di Osterie TV Canal Furlan, si chiaten presso la tenuta romano a Roncis di Manzan, Taironx, che come che si dice da nostri bandis, per chiacchierare di una bella iniziativa che si è svolta proprio dal 1 maio a Buri e che continuerà anche nel mese di giugno, dedicate alle imprese di Italo Balbo, che è stato colui insomma, che l'ha dato una spinta nuova perché che riguarda l'aeronautica in generale, insomma l'aviazione in Italia. Con noi viene Maria Croato, che è presidente di un'associazione Mari e Cieli, come si chiama? Apriamo il paracadute. Ecco, vi azienda il paracadute per sé, perché questa associazione si è particolare alle iniziative legate all'aeronautica. Sì. Si lascia finire che stiamo facendo tanti robis appunto sul volo e su aeronautiche, perché al volo dà sempre un'apertura. Le nostre frasi è di una frase di Albert Einstein che diceva che la mente è come il paracadute, serve solo se si apre, e quindi come associazione culturale avendo le necessità di viaggi al chiaf, di viaggi di le mentalità, e che quindi perché si chiama così. E con gli anni, insomma, le robe dal volo, le idee sono state contagiose e quindi si arriva a queste mostre Mari e Cieli di Balbo. Ecco, la domanda è spontanea, vi scelto Villa Toppo di Florio per sé? Le viene il giude perché Villa Toppo di Florio o Villa Toppo Florio? Di Toppo Florio, perché di Toppo perché l'era Alcon che le ha costruite, e dopo per vie di eredità o miglior le contesse che era Cecconi Beltrame le ha portate a Marit quando ha sposati Florio, e quindi partendo a Marit dopo loro sono sta d'estate, perché tutte le ville lì sono di villeggiature come che si diceva una volta, e quindi si chiama di Toppo Florio in omaggio insomma a tutti i due. Era lì perché in tal 29 di settembre del 1924 Italo Balbo spose Emanuela Florio, e quindi le cerimonie vengono fatte in te cappelle de ville, e le robe religiose, le messe, le cerimonie, e investite al municipio di Buri le parti civili dal matrimonio, perché in che volte da 24 le due cerimonie sono individudis. E quindi noi abbiamo spunto di Kel e anche di ciò che non sanno sempre contare le persone di Buri, che dopo avevano veduto Balbo a Buri, perché veniva appunto a chiattare il cugnato, veniva a chiattare le madonne, insomma, e quindi all'era spesso lui vedevano, o chiappate le occasioni di queste mostre Mari e Cieli di Balbo, che l'hanno passata a Orbetello, le hanno inaugurate per prime volte. Allora, vi capite insomma perché nasce queste iniziative, tratti non tanto chiacchierare, sono anche delle immagini dai servizi che abbiamo fatto al corso dei telegiornali di Canal Furlan, anche di Telepordenon, però che conta insomma che lei ha risposto su ben, perché questo è un top di storie, come che vendite, che torna a far scoviarsi un'Italia che forse qualche donna la vuole portare in avanti. Sì, perché anche in tal 33 di qualche anno era stata le crisi dal 29, quindi non erano facili, erano impegnativi, e quindi anche voi che siete in crisi, forse è un messaggio, un'idea, insomma, per voi riscoviarci le storie, per tornare a avere anche forse un po' di stima nostre, di ciò che simbolica di fare noi italiani, che come in che volte anche voi no, o potreste appunto tirare fuori le idee, e le nostre salve sempre rangiarsi, che forse è le robe che sapevo fare migliore. Ecco, forse che volta era POC 2.0, era più come dopo, insomma. Sì, però Balbo in che volte anche per fare queste trasvolate la via lo aspettava Guglielmo Marconi in America, e quindi anche loro era un'innovazione, queste robe di la via con le radio, con il telegrafo, insomma, e dopo faceva puente anche le NAVs, quindi probabilmente non avevano al 2.0, ma sicuramente una roba innovativa le avevano sperimentate. Vuol dire che se Charles Lindbergh è stato un po' colui che l'ha provato la prima volta l'ebbrezza di passare l'Atlantic con senza scalo da New York a Parigi, Italo Balbo è stato che invece l'ha inventato dei rotti transatlantici.
Sì, le Rottis, perché hanno lavorato mesi prima, aveva lui fatto una scuola proprio di preparazione a Arbetello, non è che si in la svia così improvvisarsi via. E un'altra roba che lui ha fatta è proprio di essere la via, non di Besol, ma in gruppo. E quindi alle parchelle che non abbiamo voluto chiamare che Prince 3D dimostra la squadra vola, perché tutto questo, e per aver fatto anche cercare ottenuto queste rotte che dopo gli aerei se le hanno disincopiate, è stato un lavoro di squadre, quindi tra che avevano di robe di radio, che avevano le NAF di appoggio, l'equipaggio alle fine era in 100 persone in due, quindi lui aveva messo due donne e ognuno aveva fatto le sue competenze. Insomma, arriva a partire le eccellenze, come che ti ho sottolineato, italiane all'estero. Sì, perché dopo, infatti, di queste trasvolate, l'Italia diventa le prime a costruire questi aerei, questi idrovolanti, perché proprio l'AS di là dall'oceano aveva mettuto, aveva elaborato il motore, insomma, in maniera eccellente, e noi come Italia non sai tros idrovolanti che dopo vengono venduti, l'anta dà un guadagno, insomma, alle nostre industrie meccaniche, insomma, di costruzione di che volte, e quindi anche quella era stato un modo di rilanciare l'economia. Allora, noi ci fermiamo un momento, sai che nella sentenza che l'ha detta invece Paolo Balbo, il fe di Italo Balbo, tratta di lui posende buttriese in un certo senso, perché comunque l'ha vissuta che ville lì prima da seconda guerra mondiale. Nella sentenza, insomma, questa intervista che abbiamo fatto in occasione da apertura da mostre, che l'ha in onda sia sul telegiornale integrale, insomma, su Canal Furlan, e vedi proprio fatto uno spunto che l'ha dato su Telepordenone, e dopo continuiamo con Maria in questo discorso. La splendida cornice di Villa Toppoflorio a Butrio ha omaggiato la vita di Italo Balbo, aviatore, maresciallo dell'aria e governatore della Libia. La storia è storia, le chiacchiere e la propaganda non cancellano l'esempio e la dignità di un uomo capace di cambiare l'aeronautica militare e civile in Italia. Presente il figlio Paolo, così si è espresso al nostro microfono. Ho vissuto qua da bambino, poi da ragazzo, fino al 1900, fino alla fine della guerra. Quindi è una villa che per me è piena di ricordi. Quindi sono anche molto commosso perché era la prima volta che tornavo dopo infinità di anni. La risposta della gente è stata importante. Molto, non credevo a una cosa del genere, veramente. Tantissima gente, non credevo tanta. Pezzo di storia d'Italia, non è un eufemismo e non è neppure propaganda. No, è un pezzo di storia d'Italia e dal punto di vista della storia dell'aviazione è un pezzo di storia dell'aviazione mondiale, diciamo anche. Sì, la gente ha risposto presente, no? Come si dice in questi casi, seppure il maltempo un po' ha, tra parentesi, rovinato la giornata. No, c'è stata veramente tanta gente, malgrado appunto questo tempo che non è certo clemente. La partecipazione della gente è stata veramente inaspettata, ecco, per me. Poi qua ci sono dei cimeli inediti. Dei cimeli molto importanti, dei cimeli inediti, la mostra è molto bella e chi ha passione per queste cose dovrebbe veramente venirla a vedere. Se dobbiamo parlare di aviazione, che consiglio dà ai giovani d'oggi? Se dobbiamo parlare di aviazione, che consiglio do ai giovani? Che per dedicarsi all'aviazione bisogna avere una grandissima passione per l'aviazione, per il volo, per tutto ciò che rappresenta il volo. Riprendendo a Miss che ci stai schialando di chiesa, queste puntate di Osteria TV un po' particolare che si svolge a bellissime tignude romano, e sei sulle culinis di Manzan. Qualche dogo chiama roncars, perché noi si chiamava così, che sa da zona, insomma, però i roncars chi ves, e noi a casa siamo sposati appunto a queste belle tenude per poter insomma presentare l'evento dedicato a Italo Balbo. Con noi viene Maria Croato di Buri, che è la presidente di una bella associazione che si dedica di Heinz, apriamo il paracadute, che vuol dire insomma viaggi e soprattutto fa cognosci ciò che succede sul territorio e promuove il territorio stesso, no? Sì, noi abbiamo cominciato infatti a fare, abbiamo sempre fatto l'abbinamento tra le storie di Zendi Buri e le villis e c'è che abbiamo chiatate, e allora è sempre l'abbinamento tra le ville, le produzioni vitivinicole insomma delle zone e le storie.
Infatti si spose a ben queste robe, dal 33 Balbo, che la sposata della contessa di Buri, il fas d'imprese di passare la grande Aghe, dunque da Italia arriva a New York, in occasione appunto di passare per Chicago, che era l'esposizione universale, ma dal 33 a Buri insomma nasce la Fiera del Vin. Sì, le prime domeniche di maio vengono le prime fiere dal vin e quindi le prime medaglie e i primi diplomas e dopo anche i primi chioscos dove che presentano i vins che riproducono in te regioni, insomma, in che volte non erano le regioni ma che comunque sia di Cormons, di La provincia del Friuli. Sì, però i vins erano anche che arrivavano di Cormons, arrivavano anche di Chiasarse e quindi era già una roba che leva oltre al confine di Buri e già vi odevano in davanti. Non erano i consorzi, ma era un tentativo insomma, di instaurare aldi particolari. Sì, e uno dei fondatori è stato Cino Florio, che era il frate di Emanuela e quindi chiaramente il cognato di Italo Balbo. Sì, allora, queste mostre, torniamo alla mostra, perché avete fatto un disegno, un vernissage, come disegni francesi, per 3D durante il weekend dal periodo del Festa del Lavoro, dal 1 maio, però insomma tornerà a esibirti, non mi dici? Sì, noi in 3D lì ho venuto anche ospite le sezioni di aeronautiche che si occupa di robe storiche, se loro hanno fatto anche una ricostruzione, disegno dal volo virtuale, si discusse dall'idrovolante. E che la redome chi 3D sale anche con una conferenza perché noi abbiamo collaborato anche, o stiamo collaborando con il Malignani di Udin e quindi anche con i professori. Investite chi 3D sale quindi era in dome di approfondimento e le mostre investite continue fino a miece join e si siare proprio quando si sarà le feste dal Vin e quindi io torno appunto a sempre abbinare Ville Florio, Italo Balbo, Cino Florio alle feste dal Vin e a Buri. Sì, ma la roba importante per i nostri telespettatori che si chiamano di chiesa e anche attraverso il web, la mostra è avviata il fine settimana e soprattutto è gratuita, si paga? No, le mostre sono gratuite e quindi noi faremo tutti i weekend fino al 14 di giugno o sarà inviarsi le sabine des 12 miege a 7 miege e le domeniche des 12 miege a 7 miege. Sì. Ma perché viene avviato di queste mostre? Non lo ripetiamo, l'abbiamo già detto in apertura, però perché che si è collegato con me? Perché sono dai disegni fatti di Nani Tedeschi, che era un illustratore del Corriere della Sera, in tal senso che era come in pensione, e investite le prose che gli è scritte e gli di Alberto Guarnieri e propone appunto queste storie de transvolate fino a Tobruk, che quindi gli le par finale de storie di Balbo, in una maniera nuove. Quindi un arrivadore a conosci le storie dal 33, però con una versione disegno e una modalità nuove. In più abbiamo tutto donde c'è che noi chi venga chiatato, quindi anche articoli d'epoche come un telegram al test di un telegram che Buri al manda a Italo Balbo e sono anche le foto dal matrimonio, quindi per arrivare a collegare anche le trasvolate a Buri. Sapete che avete anche proposti filmati, da trasvolate? Sì, perché erano le robe migliori per arrivare a far capire c'è che lui l'ha fatto, insomma, senza tanti peraulis, anche perché è un'altra curiosità, lui in che volta al fa filmare tutte le trasvolate e al fa anche fotografare. Quindi non come si c'è che non è che vedi di là in 20 anni, o c'è tutto documentato. E le particolarità, le bellezze anche a lei, che quel che aveva filmato tutte queste, quel che coordinava le robe al film, le pellicole, all'era Antonio Chiodi, originario di Manzan, che quindi si è aggregata all'equipaggio operativo, quindi dal meccanico al pilota e DOT, e lui ha fatto tutti questi ripresi che come sono conservati dall'Istituto Luce restaurati, che comunque anche su YouTube si chiatti e che danno l'idea appunto
c'è che loro hanno fatto. E pensare che dal 1933 on al documentato in queste maniere così... Che per cronaca si lavorava in pellicole con cineprese, dunque non era come che si ha il digitale, si può anche correre in corse d'opere, eventualmente errori. Sì, e infatti io ho sentito di esperti che hanno fatto veramente ritegni in questi ripresi, saldi eccezionali, perché sono fatti senza chiare, ma sono fatti soprattutto proprio dai idrovolanti. Come che vedi infatti, sinceramente ormai è passato talmente tanto tempo non potendo mandare più a nessuno, ma le curiosità di tanti anche professionisti le di capirci che aveva infatti in che volte. Bene, allora, non potete sentire il sindaco perché all'interno della trasmissione non potete mettere i politici perché siamo in par condicio rispetto al telegiornale, però non sentite come invece un ufficiale d'aeronautica presente in che ci spiega un po' che il parziale da presenza come che tu avevi accennato e insomma un dibattuto se dopo torna in linea da Villa Romano parla via la fenda trasmissione e spero che insomma gusto arrivi perché la di spiegare alcune robe, alcuni vini che vengono sposati all'interno della trasmissione. Sono Di Cocco dell'ufficio storico dell'aeronautica e siamo venuti appunto da Roma per portare il discorso di Italo Balbo della Crociera Atlantica. Terremo delle conferenze, delle presentazioni, abbiamo un simulatore di un aeroplano che ormai non esiste più, l'S-55, e cercheremo tramite la nostra esperienza e la nostra piccola volontà di poter far vedere cos'è l'aeronautica e cosa ha fatto in quel periodo. Possiamo dire che la trasvolata del 1933 è stato a tutti gli effetti il passaggio, no? Da un'aeronautica ancora così in fase, come si può dire, in fase pionieristica ad un'aeronautica militare professionale. Allora considerate una cosa importante, Balbo già nel 1928 tornando dagli Stati Uniti pensò che prese come esempio l'Inghilterra che con le sue navi portò la bandiera inglese per tutto il mondo. Da quel momento pensò perché l'Italia, che è all'avanguardia dell'aviazione, della forza aerea nel mondo, non porta la bandiera italiana non tanto in giro per il mondo ma alle nostre popolazioni che sono immigrate e fece un voto, il voto di portare la tecnologia e la forza italiana nel nuovo continente, sia in Brasile che negli Stati Uniti, e così avvenne con le 2 crociere atlantiche. Quanto resterà aperta la mostra? Posso dire noi quanto saremo presenti fino a domenica e porteremo sia la nostra editoria storica che il nostro lavoro, noi abbiamo ricostruito Orbetello del 1933, la base dal quale è partita lo Balbo nelle varie crociere atlantiche, distrutta dai tedeschi nel 1944, l'abbiamo ricostruita virtualmente. Ricostruendola virtualmente diamo la possibilità alla gente comune, agli studiosi, di rivedere il periodo storico nel tempo, di aprire uno slot, un gate temporale e rivedere com'era effettivamente la base nel 1933. E ci proponiamo in questi giorni di far conoscere e far vedere queste situazioni. Torniamo in studi virtualmente che le cat presso la tenuta Romano dai colli di Manzano, dunque dai Ronx, come potete vedere vengono appena disnizzate una bottiglia di Tokai dal 2000 Cutuardis, dunque annate fresche, un'annata un po' particolare e insomma per capire bene insomma, che funziona queste annate viene chiamato il Paron di Chiase, il Contino, come si diceva una volta, Augusto Romano che sembra soppare i piedi e partire in avanti queste belle aziende agricole che insomma come dice in inglese una bella skyline di Manzano. Sì, è stata un'annata difficile, ben perdute tante produzioni, anche per esempio su un vignale ben perduto quasi il 30%, no? Quando tacca plovi si scugna là di radà, a suea, quindi ne vendiamo. Sei baratis, no? Se non sbaglio. No, non abbiamo avuto quel tipo di problema, è ben prevignuto, no? Quindi tu vai a di suea, di radà i raps, è stato ne vendiamo tanto dispendiose, no? Di tempo e anche di risorse. E ben fatto, miglior che potevi, che il Tokai, Furlan, no, il Tokai, disegno che si chiama. 2000 Cotuardi, se è pronto, come è anche un po' il giovanotto, però sarà un bel... Sai che tu stai per preparare una cassella che tu hai damole per il mio editore. C'è modo, no? No. Sai che lui piace il buon anche il Sauvignon e le Malvasie. Anche il Sauvignon e le femmine. Dopo si dica a Pordenose che dice. Esatto, sì. Una roba, insomma, il vin che sta purtroppo è stato che è stato, però la qualità si arriva a fare lo stesso in un momento così difficile. Si arriva a fare, c'è modo, no? Si adoma di lavorare in campagne, non è mai una nade compagnia di teatri e neanche un microclima, un territorio compagnia di teatri, anche in una colline, no?
le ponte da culine, da che vengono le selezioni, i vignai più vecchi, non c'è nessun problema. I vignai più giovani, sa fondovalle, e hanno un pel più, ecco, pericoloso. Comunque ogni annata io a sé stante si ha un pel di lavorare in modo diverso, però insomma è ben combinato bene. Te lo sei giudicato te? No. Insomma, soprattutto la sei giudicata ai telespettatori. Pazzesco il vin, beh, insomma, ma virtualmente però la televisione è sempre perché, insomma. Veniamo a Zezzalo, insomma, dopo sentire ben veduto sul canale Furlan, andiamo a mio parlore. Senti, c'è abbinamento per tra il vin e l'apparecchio? Tra il vin e l'apparecchio? È svolà, come si dice. Dice... magari svola anche senza l'apparecchio dopo aver bevuto. No, le migliori se pilotano il bev, intanto che svole, che altri si mandano in bevi. Non savares. È un bel problema. Non sai, un vin dai tuoi abbinato a un 747, ipotesi. La malvasia, perché i femmine e la malvasia sta sempre bene con tutte. Perché la patata tira? Perché? Perché la patata tira. Perché la patata tira. È la roba importante. Senti, per in questo intervento con te, se sbiasi ogni idea, si può dire? Ogni idea da 5 a 10 e sabato e domenica anche le mattine. Le mattine, che si può mangiare anche una tartina, no? Tartine, persod, di San Daniel, di Cormons, formati di feagne. Prodotti tipici, toccai e merlot. Benissimo, Friuli, Venezia, Giulia si sposa in tia. Sempre. Grazie ad Augusto, ti lascio la lavorare, grazie a te e grazie a Watt insomma per l'ospitalità. Teniamo a Sierra invece con Maria ricordante gli appuntamenti di questo mostro. Sì, quindi vi aspettiamo sabato e domenica di prossime fino a miece giugno, da 12 miege a 7 miege e quindi noi in frattempo prepareremo anche qualche sorpresa per rinnovare insomma al di là delle nostre base e quindi anche per fare un giro sulle nostre sculinis e dopo di lì magari arriva chi di Augusto a salutarlo e a bere un tai dai suoi. Di che lios che si svuole bene. Esatto, a svolare anche un mood di pensare, un mood di avere un'apertura mentale che secondo me in tutti i settori al DDV e ha tante bisogna. Come è arrivato anche Paolo Rock che si sente finché. Sì, e quindi l'audio arriva. Esatto. Per concludere, visuate iniziative, oltre che qua, chi sta? E a lei che avresti già anche le proposte sia di una collaborazione con l'Istituto Volta Udin che le vengono in chi di Sacchi, dopo a lei che aveva scritto le prosis che è a Roma il 23 di maggio presenterà un fumetto su Italo Balbo e vi darei se magari arrivare a presentarlo anche qua in zone a Buri. Ai comuni vi dai una mano? Beh, noi queste robe le abbiamo fatte in collaborazione con il comune, con l'amministrazione che gli altri nudi e infatti altri sponsor, no? Sì, beh, gli altri sponsor salere che onesti concorrenti ma non importa. Noi siamo a fare i filmati, qualche si dismette la telecamera e chiasa, ma noi siamo. Sì. No, noi abbiamo voluto anche a condividere questo lavoro anche proprio con le Danieli che in negli anni 30 arriva proprio a Buri a Chiamen e torna a ripartire. E quindi noi al nostro messaggio è che appunto che di un'ele forze se di fa squadre per tornare a partire con idee e con entusiasmo come che loro chi che eri negli anni 30 è arrivata ad ore a parte e che sta nel messaggio insomma che verresti in voi che al parte proprio di Buri vi niente avviodi le nostre mostre. Allora non resta che te cari amici all'ascolto vicini e lontani il Dogui, il mitico commenda che l'ha studiata a Dolegnan perché il chiacchiere Pardaur al varese detto in questo momento Ronchi di Manzano, apriamo il paracadute, mostra Italo Balbo, toccai e sei in pole position, la libidine, no? Sicuramente è una maniera di valorizzare i nostri territori, o di farlo conoscere perché ho tanti rubis biellis e ho varessero appunto di viaggio al paracadute. Grazie a Maria Croato per la sua partecipazione, grazie all'azienda Tenuta Conti Romano di Ronchi di Manzano per l'ospitalità, grazie a Watris per l'ascolto e come si dice in Kiskas, mandi, alla prossima.